Problema molto sentito. Noi sindaci ricevevamo moltissime note di protesta da parte delle persone con disabilità rispetto alle problematiche delle ZTL, quindi è davvero una cosa che auspicavamo e ringraziamo davvero di aver sviluppato questo software e noi speriamo anche che poi si diffonda in altre regioni, perché la Regione Veneto da questo punto di vista è all'avanguardia, ha iniziato per prima. È innovativa, prima a livello nazionale, iniziamo bene l'anno, 115.000 disabili del Veneto che hanno il Pass Blu per la loro auto potranno andare in tutte le ZTL del Veneto senza avere più sorprese, multe, contravvenzioni e ovviamente complicazioni. Molto utile, infatti siamo molto contenti perché questo strumento usa la tecnologia e l'innovazione per venire incontro alle persone con difficoltà motorie che di fatto sono già dotati di permessi, però per poter girare liberamente avrebbero dovuto comunicare ad ogni città il proprio mezzo. Questo è uno strumento di facilitazione. Il nostro lavoro sarà quello di lavorare insieme con la Regione per spiegare bene le opportunità anche a tutti i 572 adesso comuni, poi dipende dalle fusioni.